i lupi di Ugovica, la Valaupa, insieme a loro i simboli della nostra montagna. Assessore Zilli, le truppe alpine, gli alpini sono nel cuore della gente del Friuli Venezia Giulia. Sì, ovviamente oggi è un momento di grande festa, 100 anni dalla fondazione dell'ANAT, il mezzo e la Carnia intera ospitano questo meraviglioso raduno. È importante per noi esserci perché gli alpini incarnano i valori della nostra gente, della montagna friulana che è fatta di sacrificio, di impegno e di serietà e noi siamo sempre grati agli alpini e oggi li tributiamo con questa bellissima sfilata. Presidente Blanzan, Presidente della sezione carnica dell'ANA, organizzatore di questo evento, che gli alpini hanno la carne nel cuore. Sì, senz'altro. Le dirò che l'abbiamo voluto con caparbietà questo raduno e adesso siamo agli sgoccioli, ormai il gioco è stato fatto. No, io sono stanco, morto, però sono anche molto soddisfatto perché tutto procede bene. Non ho parole per ringraziare i miei collaboratori che tanto mi hanno dato, la Regione nella persona dell'assessore Zilli veramente sono stati molto disponibili nei nostri confronti.